E ora un servizio un po' più leggera con l'intervista doppia due studenti della facoltà di lettere, a Melania del corso di lettere classico e Oliver dello Stars. Nome? Melania. Oliver. Nickname? Melone. Mi chiamano Olli. Età? 25 anni. Età 24. Facoltà? Lettere moderne. Facoltà, studio allo Stars della Cattolica di Brescia. A che ora ti sei svegliato stamattina? Alle 7. Stamattina mi sono svegliato alle 8, però di solito mi sveglio verso le 11, 11 e mezza, così. Numero portafortuna? Non credo nella fortuna. 24 la mia età. Colore preferito? Bordeaux. Il mio colore preferito è il blu. L'università per te è? Incontro stimolante con professori e studenti. L'università per me diciamo è qualcosa che mi fornisce degli stimoli in ciò che faccio durante la mia quotidianità. Tatuaggi? Zero. Tatuaggi no, però finora non ne ho. Cinema o teatro? Teatro. Cinema, studio cinema. Giorno o notte? Giorno. La notte mi lascia più spazio per pensare, per creare, per scrivere. Mare o montagna? Impossibile scegliere. Io sono finlandese e in Finlandia non abbiamo montagne, abbiamo un mare così freddo che forse preferisco la città. Un tuo difetto? L'orgoglio. Un mio difetto è che sono inconcludente. Un tuo pregio? Riconosco l'orgoglio e cerco di cambiare. Un mio pregio, penso di essere una persona abbastanza creativa. Cosa guardi in televisione? Non ho tempo di guardare la televisione. La televisione non la guardo. Pepsi o Coca-Cola? Dipende quella che costa di meno. Bevo Coca-Cola da quando ho 6 anni. Che musica ascolti? Blues e classica. Musicalmente ascolto un po' di tutto. Diciamo che prevalentemente ascolto il rock. Cosa canti sotto la doccia? Le canzoni dei Bee Gees. La mia voce non è molto intonata, perciò preferisco non cantare, guarda. Libro sul comodino? Il libro delle ore. Il mio libro sul comodino, adesso sto leggendo un libro su Basquiat. Il tuo film preferito? Penso Gangs of New York e Don Camillo. Il mio regista preferito è Godard e penso che il mio film preferito sia Il disprezzo. 3 oggetti che porteresti con te su un'isola deserta? Allora, un libro, una chitarra e un pallone. Un buon libro, un bel film e una buona bottiglia di vino. La meta del tuo ultimo viaggio? Germania. Sono stato a Stoccolma a Capodanno. Fai una boccaccia? Saluta i telespettatori di Ciao. Cattolica dintorni. Vi saluto. E ora, prima di concludere, un breve spot per ricordarvi che venerdì 20 febbraio ritorna l'Open Day, la giornata di orientamento dell'Università Cattolica. Per decidere cosa farai domani c'è ancora tempo, ma oggi puoi scegliere come orientarti. Vieni a trovarci all'Open Day Open Mind il 20 febbraio. Potrai assistere alla presentazione dei corsi di laurea per l'anno accademico 2009-2010. Anche per questa puntata è tutto, vi aspetto la settimana prossima, come sempre, il venerdì alle 20:25 su Teletutto e il sabato alle 13 su Brescia Telenord. A tutti voi, buon proseguimento.